Domani le nuove consultazioni al Quirinale tra 5 Stelle e Lega, tentativo in extremis per un accordo su governo a tempo. Martina, disponibili solo ad esecutivo istituzionale. Garantire sempre le cure anche ai malati terminali e difendere la vita dei nascituri è il nuovo monito di Papa Francesco, che rinnova anche l'invito a combattere gli abusi sui minori. Nuove polemiche tra il Presidente degli Stati Uniti e l'Europa. Trump alla Francia: se avessero avuto le armi al Bataclan ci sarebbero stati meno morti. Parigi: rispetti le vittime. È bloccata la ristrutturazione del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Tra ricorsi, contese e battaglie legali, uno dei monumenti più significativi del nostro paese rischia il crollo. Arrivano le prime foto del terzo Royal Baby, nato il 23 aprile scorso. Le immagini postate sui social da Papa William e Mamma Kate ritraggono il principino coccolato dalla sorellina Charlotte. È morto Paolo Ferrari, aveva 89 anni, grande attore di teatro, cinema e televisione, aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri, fu anche famoso doppiatore. Al Salone di Pechino, protagonista l'auto elettrica, la Cina è il più grande produttore di batterie, punta ad essere il paese in prima fila nel campo dell'innovazione. Tra poco a TG2 Motori.